Buonasera, benvenuti all'ennesimo appuntamento di oggi, ennesimo appuntamento per la stagione di queste due squadre. Benvenuti da Cus Palermo Panormus, secondo Cus Palermo Panormus di oggi. Hanno già giocato i ragazzi all'Eve Elite lì dal Cus Palermo in diretta al nostro Federico Serio, sempre sui nostri canali. Cus Palermo contro Panormus del secondo appuntamento di oggi per i giovanissimi Under 14 e con l'ingresso in campo delle squadre. Cus Palermo che scende in campo in maglia rossa con giacchetta bianca di sopra, clima freddo qui nel comunale Concordoro di Monreale, mentre per il resto Academy Panormus che scende in maglia gialla, disposti esattamente Cus Palermo a sinistra, Panormus sulla nostra destra, squadre schierate alla metà del campo, pronti per il saluto tra le due formazioni, ed eccolo qui che può cominciare la partita. Sorteggio ora colloquio tra i due capitani e tra il direttore di gara, Giacomo Leggio e Isgro, qui a sorteggiare per chi potrà avere il primo posto di questa partita e chi iniziare sulla parte di campo preferita. Tutto fatto, saluto tra le due formazioni, tra gli 11 titolari, la saluto dalle panchine. Siamo quasi pronti per iniziare con questo Cus Palermo contro Academy Panormus. Lo scontro di oggi dalle Cus Palermo, i ragazzi tra Cus Palermo e Panormus, terminato per 2-0 in favore della Panormus negli allievi elite, con Cus che sta soffrendo ultimamente, rischiando di sprofondare sempre più dentro la zona play-out, mentre la Panormus resta al primo posto della classifica, continua a mantenere il primato in classifica. Qua è un'altra situazione, nessuna delle due squadre fanno classifica in quanto siamo in campionato di giovanissimi Under 14 e tutte e due, entrambe detengono l'Elite. Non ci sono punti in palio, ma c'è tanta crescita in vista dell'anno prossimo. Siamo agli sgoccioli di questa stagione, siamo già nella seconda metà di questa stagione, quindi ogni minuto è fondamentale per questi ragazzi in vista dei prossimi anni. Alla faccia della sportività. Del nostro profilo. Ah, signora, grazie. Oggi sì, ad oggi Si può cominciare, Cus Palermo contro Panormus, Cus in maglia rossa, Panormus in maglia gialla, come potete leggere qui in alto a sinistra dei vostri schermi. Cominciamo con circa 15 minuti di ritardo, sono le 18:45. Già questa è la terza partita di oggi sui nostri canali, sempre sulle TV La Voce del Campo. Sono andati in onda, come dicevano, alle 3 il Cus Palermo contro Panormus, 2-0 per la Panormus, mentre novità importante di giornata, Cus Palermo contro Academy Palermo calcio per i giovanissimi Elite Under 15 con la vittoria dei ragazzi del Cus per 3-1 sull'Academy, in grado di trovare il primo posto in classifica. Noi entriamo ufficialmente in gara, concentriamoci su questa. 70 minuti di gioco, 35 per tempo, più eventuale recupero. Sembrano questa partita dalla fine. Gestire Panormus, cercano di andare in avanti, provano a affacciarsi alle parti di Losico, si fa spazio, viene chiuso però dal 10 del Cus e quindi pronta la ripartenza per Andrea Rico. Vuole correre sul lato, Rico, ancora allungato di sinistra, Rico cerca di strappare, ancora la palla è buona verso l'arrivo di Gianfortone che poi scambia con Rico, cerca un compagno al limite, non riesce a trovare nessuno, soltanto giocatori in maglia Panormus. Marino scambia da Arini finisce a perderla ancora, poi se la ritrova bene il numero 8, palla che termina fuori, la toglie dai piedi dell'avversario, sarà rimessa con le mani che sarà per la Panormus. Aiello gioca in mezzo, cerca lo scambio con i compagni, Aiello cambia sul lato di destra, disturba qui Arico i portatori per tenerla, Leggio senza paura, va sulla palla, riesce a mandarla via, Badalucco fa correre Di Marco sul lato, può correre Di Marco, l'ultimo tocco sembra essere solo giallo, vediamo cosa indica l'arbitro e così sarà rimessa con le mani per la squadra padrona di casa. Nicolas Di Marco, la rimessa laterale andrà in avanti, scambia alla ricerca di Gianforton, l'ultimo tocco è stato del Cus e sarà rimessa laterale per l'Academy Panormus.
Giovinanti, Enrico, tocca, alta rimessa della Panormus ancora. Vorrei mandare lungo linea, si ritorna dal Cus, non riesce qui a tenere, a trovarla Edoardo Piazza, la palla torna comoda per la Panormus che cerca di lanciare, ma è difficile qui da gestire, poi il Palazzo non riesce comunque nell'intento e prova a star fino alla corsa dei compagni. L'ultimo tocco sembra stato Di Marco, protegge infatti l'uscita, così Ilardi si ritaglia questa rimessa con le mani in favore dell'Academy Panormus. Rimessa laterale già battuta lungo linea, alla ricerca di Ilardi, palla forse un po' lunga, cerca di mantenerla buona, non riesce, termina fuori oltre la linea di fondo, rinvio dal portiere per il Cus Palermo. Quindi Nicolò Adragna, sarà lui a rimettere in gioco per i suoi. Adragna, corto, scambiano bene sul lato, può scappare lungo di sinistra, così il giocatore del Cus che cerca di aggredire. Nicolas Di Marco va in avanti, Gianfortuna non viene trovato, quella che viene ribattuta va fuori, ora la ritrova pure il Cus riuscendo a uscire bene palla al piede con Ivan Castellese. Raia, Di Marco deve andare lungo linea, scalcio resta lì, Raia non la trova, oggi vari cambi di formazione rispetto all'ultima volta che ho commentato i ragazzi, come l'assenza di Pizzo. Occhio, la palla è uscita, l'arbitro lascia proseguire il gioco, l'arbitro ferma ora, vediamo se per assegnare una rimessa con le mani un calcio di punizione, è rimessa laterale per la Panormus. Si era vista che la palla è uscita qui oltre la linea laterale, la rimessa con le mani che sarà per la Panormus. Mentre in questa piccola interruzione cogliamo l'occasione per mandare un augurio a tutte le donne oggi sabato 8 marzo, festa delle donne. Ne approfittiamo per mandare un augurio a tutte le donne all'ascolto che ci seguono sempre. Al giro avanti, riesce a saltare di testa bene Di Marco a toglierla, Badaluc contro il numero 7 avversario, la trova così ancora il Cus, Rico cerca di lanciare, palla buona sulla corsa di Gianfortono che prolunga verso l'inserimento di Piazza, non arriva a prenderci, trova le mani sicure di Biondo che bloccano e rimettono del suo al suo capitano Isgro. Fuori misura Faraci, c'è solo un tocco rosso per l'arbitro e sarà rimessa con le mani per la Panormus. Rimessa tra le Panormus, pronto ad andare lungo linea. Castellese si ricomincia in avanti, Di Marco preferisce tenersi stretta questa rimessa con le mani, l'ultimo tocco è solo giallo come indica la mimica del direttore di gara e riconsegna il possesso ai giocatori del Cus Palermo tornando dietro dalle parti del capitano Giacomo Leggio. Ricomincia dal portiere del Cus, il Cus di mister Castelli. Marino Adragna, nuovamente Leggio, nuovamente il capitano Leggio. Di Marco uomo alle spalle, deve tornare dietro dal 6, lo fa bene, continua il giro palla del Cus Palermo senza forzare l'azione, si abbassa Raia, oggi posizionato da playmaker, Pino Raia, si abbassa l'entrata di rigore per dare una mano ai suoi in fase di uscita da lì dall'area di rigore. Stanno provando a farlo bene con il giro palla qui i giocatori del Cus, va giù Gianfortono, non arriva a ricevere, ma la Panormus spazza via, la manda oltre la linea laterale, sarà rimessa con le mani quando siamo al quinto minuto del primo tempo di gara, 0-0 tra Cus Palermo e Academy Panormus. Piazza vuole correre, Rico che è veloce, c'è il giocatore in copertura, Gianfortuno si toglie per fare arrivare qui a Rico, non so se forse con il suo numero 11, il fatto sta che la palla resta ancora per il Cus dopo l'ultima deviazione dei difensori, la formazione in trasferta, rimessa con le mani che sarà per il Cus Palermo. Solo che la Sampdoria Rimessa laterale Cus Palermo. Cercata all'area di rigore, Gianfortono col petto, cerca l'appoggio, non trova però nessuno dei suoi, palla che può tornare dietro comodo da Ivan Castellese. Castellese, spazio per controllare, si prende forse un tempo di gioco di troppo che fa arrivare in marcatura l'attaccante avversario, ma fatto sta che la tira ancora il Cus con la gestione sul lato di destra. Marino sotto di noi. Viene messo giù Arini, intervento scomposto, tutto regolare per l'arbitro che lascia proseguire il gioco. Intervento un po' scomposto questo delle difensore della Panormus su Mattiarini che viene colpito in pieno. Per l'arbitro è regolare, lascia proseguire il gioco con un rinvio dal fondo per la Panormus, resta ancora a terra Mattiarini. Resta ancora a terra Arini, si riprende ora, tutto regolare per l'arbitro, lascia proseguire.
Tra le proteste di Arini che si chiarisce con Aiello. Gioca corta Biondo. Ha toccato dopo il pallone però. La palla viene riconsegnata agli avversari, al CUS, in segno di grande sportività. Palla da una porta all'altra. Ora si va da Dragna. Leggio, Marino. Cerca di sganciarsi su Nicolosi. Arriva ora la comunicazione dell'arbitro, che segna rimessa con le mani per la Panormus. Vorrebbe scappare lo Sicco. Entra in area di rigore, viene chiuso bene da Raia, palla sulla fascia, Arini non arriva su questo passaggio di Marino. È rimessa laterale che sarà per la Panormus. Raia si infila. Palla che arriva ancora lì sul lato di Aiello e Arini scalcia. Aiello prende un altro colpo. Arini non continua ancora a proseguire la palla tra i piedi di Gianfortono. Si torna dietro. Nuovamente Isgro e poi il portiere Biondo, dal capitano all'estremo difensore della Panormus. Biondo lancia, buono il controllo in mezzo al campo da parte di Kish. Palla che torna però al CUS. Torna ancora ad attaccare Pino Raia. Arini in avanti, vorrebbe servire Gianfortono, sale bene ma Arini scambia due. Arini con il destro, salva il portiere, palla che resta lì. Arico la infila in porta, incornata vincente da parte di Arico. Grande uscita, palla al piede, questo era il CUS Palermo, bene negli spazi, nel giro palla, pochi tocchi. Sarà felice mister Castelli per l'uscita da parte del CUS. Poi in porta Arini e poi sulla ribattuta, su una buona parata di Biondo, riesce a schiacciare in porta Arico e va all'1-0 per il CUS Palermo. CUS Palermo 1, Panormus 0. Decide il gol di Arico al minuto numero 8:30 del primo tempo di gioco. Ha segnato Andrea Arico. Come dicevo, sarà felice mister Castelli per il buon gioco dei suoi. Una 0 CUS dopo 8 minuti, quasi 9 di partita. Panormus è sotto la via di gara. Arini, c'è Marino che può essere servito, si va tornare dietro prima da Leggio. Eccolo qui Marino, maglia numero 2 per il CUS. Giacomo Leggio torna dietro da Dragna mentre si abbassa pure Di Marco, è lui che verrà servito. Nicolas Di Marco, Badalucco si propone lungolina e viene seguito però da Bonfiglio, non può essere trovato, si ricomincia dal portiere, continua ancora il giro palla dentro l'area di rigore per il CUS, mentre la Panormus sale lentamente. Raia continua con calma, riflettendo il CUS, non ha voglia di forzare questa palla un po' rischiosa sul controllo errato di Pino Raia. La palla torna però comodamente in favore del CUS dopo l'ultimo tocco della Panormus. Di Marco giocherà lui, pronto ad andare lungo sul suo lato. Di Marco Arico, questa volta non colpisce Bonfiglio, tocca lontana, manda via. 10° di gara, 1-0 per il CUS. È rimessa con le mani maglia rossa per i padroni di casa. Di Marco tocca e torna dietro ancora da Dragna, può cambiare lato di gioco, deve andare da Marino e questa di Dragna. Scivola del Pallapanormus dall'altro lato di gioco, palla verso Arini ancora, duello contro Aiello, intervento duro di Aiello, regolare per l'arbitro, continua a rinnovarsi lo scontro dei due. Ora si cattivisce un poco tra Arini e Aiello, conto duro, giudicato regolare da parte dell'arbitro che sta indirizzando la partita verso un metro di giudizio già stabilito, ben stabilito. Arriva con la briga, sarà per la Panormus. Raia, Bonfiglio, Arini va dietro, Giacomo Leggio si propone a Dragna, eccolo servito ancora mentre Di Marco si apre, si propone anche Castellesi, occhio palla pericolosa, un po' debole, deve rimediare. Di Marco riesce a farlo meglio dopo l'ultimo tocco. Beh già invece no, l'ultimo tocco è stato di Marco, rimessa per la Panormus. Messo con la mano di Panormus. Leggio, Badalucco, manda via Di Marco, Gianfortuono contro Isgro, continua il 2, vorrebbe scappare così Gianfortuono contro sinistra, può correre, Isgro insegue lui, riesce a portare la persona, la palla torna comoda per Nicolosi che vorrebbe andare ancora sulla verticale. Porazzolo a destra, non trova il controllo di Lardi, palla fuori misura rispetto al suo numero 10, sarà rimessa laterale in favore del CUS. Rimessa laterale del CUS Palermo.
Di Marco, Arico, la mantiene lì, la mantiene viva Arini. A lottare contro l'altro numero 8, il duello numero 8 vinto, in questo caso la Nicolossi. Poi il passaggio successivo è troppo lungo, non riesce a trovare gli attaccanti la Panormus, soltanto un rinvio dal fondo per il Cus Palermo con Adragna che potrà velocizzare la propria ripresa. Lancia lungo Leggio alla ricerca di Piazza. Badalucco la tiene lui, la tiene il 10. Badalucco vorrebbe andare in avanti, c'è una deviazione gialla, la palla torna ancora per contesa tra le due squadre, protegge Arini, arriva prima Pino Raia. Palla verso Piazza, gioca in mezzo, Badalucco controlla e gira ancora sul lato di dietro mentre retrocede, mentre si abbassa un po' il Cus gradualmente su questi passaggi, riescono però a tenere ancora dei piedi con Di Marco e poi Arico che si lascia andare. Bene Arico che ho reso il lato, Gianfortono prova a girarsi, bene il numero, la giocata, palla prolungata ancora da Arini chiuso, un grandissimo intervento, è scivolato avversario, grandissima lettura da parte di difensore della Panormus, ma ancora resta viva in area di rigore, al limite dell'area di rigore. Raia vorrebbe piazzarla col mancino, arriva il tuffo e poi Arico sulla traversa Arico, ma si va a trovare sempre lì in quella posizione, sempre pronto sulla ribattuta Arico nel tentativo di fare il secondo. Da rivedere chiaramente la posizione è giudicata regolare dall'arbitro. Cus Palermo 1, Panormus 0. Arico ha un passo da fare il raddoppio personale, ma si va a trovare sempre pronto al posto giusto al momento giusto, almeno fin qui in questi primi 13 minuti di partita. Marino, palla messa dietro Iello, ora resta contesa tra i due. Badalucco, Arini accompagna, continua a lottare, la meglio Mattia Arini, trattenuto un poco, cerca di servire qui la corsa di Piazza, deve proteggere Isgro, il capitano della Panormus, riesce però a mandarla fuori, il tuo tocco è stato di Isgro, rimessa laterale che sarà per il Cus, rimessa laterale Cus Palermo. Rimessa con le mani Cus Palermo. Toccata a Isgro per ultimo. Marino cerca di andare in mezzo, Aiello di testa allontana, altro duello tra numeri 2, alla meglio quello in maglia rossa, nonché Marino che si è preso a battere anche quest'altra, rimessa con le mani. Badalucco cerca di infilarsi, Badalucco non riesce, prova a tenerla il 3, prova a tenerla Nicolas Di Marco, alza la testa, vede che servire, poi cerca di andare in area di rigore, scarica appoggio verso l'inserimento di Gianfortono, viene fermato però da un buon intervento difensivo della Panormus. Arini continua a correre ancora, Arini contro Kishi, si va a chiudere contro Aiello, altro duello della partita tra l'8 e il 5, va giù Arini, c'è il rinvio dal fondo, rinvio dal portiere, a detta dell'arbitro, rinvio dal fondo per la Panormus. Invia al portiere Panormus, già messo in gioco Biondo, ora cerca di correre lungo il lato di destra, c'è una deviazione di Badalucco sul tocco di Isgro, sul capitano della Panormus, è rimessa con le mani concessa al compagno che cerca sempre la giocata lungolinea. Arico per un'altra rimessa con le mani ancora da qualche metro più avanti quando siamo al primo quarto d'ora di gara, 15 sul cronometro ed 1-0 per il Cus. 1-0 Cus Palermo dopo la rete di Arico all'8° minuto di gara. Allontana Raia, continua ad avanzare progressivamente in mezzo al campo con queste rimesse laterali l'Academy Panormus. Raia cerca di tenerla viva la Panormus, vorrebbe andare a rigore, ha cercato un cross da Losicco, non riesce a realizzarsi in area di rigore, resta comodo soltanto per il Cus con Marino che prolunga e in avanti. Piazza spesa all'indietro, Badalucco accompagna pure Gianfortuna accanto a lui, Badalucco si ferma, alza la testa, vede dove andare, non si intende con Piazza, allontana via Aiello, ora nuovamente Giacomo Leggio, occhio con l'uomo alle spalle, Leggio alla persa, riconsegnata agli avversari, Bonfiglio corre Bonfiglio, vorrebbe autolanciarsi, Arini è favorito sull'arrivo in anticipo, apre le braccia, vorrebbe proteggere l'uscita ma è lunga la distanza dal campo alla linea, viene messo giù, arriva la chiamata dell'arbitro, sono perso, arriva la chiamata dell'arbitro e fallo commesso da Endarini, calcio di punizione che sarà per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus, all'altezza quasi alla bandierina di destra per il Cus. Arini lasciato libero qui di ricevere e girarsi, Arini cambia tutto, non trova sul lato opposto Di Marco ma sulla ribattuta trova Pino Raia.
Fermata anche lui. In avanti la Panormus, occhio occasione, vorrebbe chiudere la Palazzolo. Col destro non fuori, Adragna, è presa sicura. Primo scudo della Panormus, passa tra i piedi di Palazzolo che ha cercato di andare forte in porta. Trovando un buon intervento in presa da parte di Nicolò Adragna. Si resta ancora sul 1-0 sul primo squillo dell'Accademia Panormus. Quando siamo alla metà del primo tempo di gioco, 1-0 ancora per il Cus. Buon tiro qui di Palazzolo. Buona iniziativa su una palla recuperata. Il Cus deve riportarsi in avanti e Adragna sbaglia il rinvio. Prolunga in avanti Castellese. Piazza cerca di arrivare alla meglio Aiello. Deve tornare pure Gianfortono. Palla che resta lì viva per la Panormus. Prolungata in avanti. Deve chiederci ancora Palazzolo. Leggio senza mezze misure. Arriva prima, allontana sul lato. Rimessa la trave che sarà per la Panormus. Adesso dentro. Resta ancora vagante in area di rigore. Cerca di toglierla Castellese. Poi Arini in avanti verso Gianfortone. Anticipato Resgro. Porta la terra. Resgro non c'è niente. Ripartenza Cus. Solo contro 3. Vuole correre Rico che è velocissima. Rico ancora. Brucia in velocità. Rico. Punta il portiere. Rico potremmo andare in mezzo. Dove arriva pure Piazza. Cerca di tirare. Viene fermato l'intervento provvidenziale da parte della dimensione della Panormus. L'ultimo uomo ne aveva saltati 2. Mancava solo l'ultima. Progressione incredibile di Rico. Quando parte in velocità veramente difficile fermarlo. Resta davanti a terra. Poi la Rico dentro l'area di rigore della Panormus mentre si affaccia in avanti la squadra avversaria. Cerca di arrivarci a tenerla buona Giacomo Leggio. Vagante ancora in aria, palla che resta lì. Arini deve allontanarla, non riesce a farlo del tutto. Marino spazza via. Si riprende la Ricompo zoppicante. Portano fuori Piazza, arriva prima sul pallone, viene messo giù da Aiello. Non c'è niente per l'arbitro che la sta lasciando proseguire quasi sempre il gioco. Rimessa laterale, andrà a battere Aiello. Oh, che qui si è fatto male. Quella partita rischia di incattivirsi. Qui la partita rischia di incattivirsi. Piazza è andato fuori tempo. E altro fallo non chiamato dall'arbitro. Chisci resta giù. Si riprende ora. Intanto fuori tempo di Piazza, un po' in risposta al fallo commesso da Danni precedentemente. L'arbitro lascia proseguire ancora e fischia. Chisci. Aiello chiude Piazza. Palla per Gianfortono, passa ancora, si autolancia, arriva un altro difensore in copertura. Gianfortono duro, Isgro più di lui per ben 2 volte. Isgro, il capitano della Panormus. Torna dietro. 20° di gara, un quarto d'ora alla fine del primo tempo. Senza paura di Marco. Gianfortono si alta senza guardare il pallone. Lancia in avanti Bonfiglio alla ricerca dell'attaccante, tocca, prolunga in avanti, non riesce a tenere l'Osico, vuole insistere qui su Adragna che può andare in presa sicura senza rischi. Blocca Nicola Adragna, la fa sua al 20° esatto del primo tempo, a 50 alla fine. Gianfortono vuole correre Piazza, va in velocità bene Piazza dentro, deviata il cross. Gianfortono non tocca, non la va a prendere nessuno, soltanto il numero 8 Nicolossi della Panormus che poi riesce a trovare bene qui lo scambio in verticale a Palazzola. Palla persa, Mattiarini continua a insistere, Arini contro Chisci. Arini messo giù, sbraccia il difensore della Panormus, commette fallo ai danni di Arini, fallo e calcio di punizione per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus, posiziona la palla Arini. Se batterà lui o Leggio, è il momento di Giacomo Leggio mentre Arini andrà ad occupare un'altra zona di campo. Tre in barriera chiesti da Biondo. Leggio pronto col destro andare in aria. L'arbitro stava ancora facendo la barriera. L'arbitro, il portiere sta ancora facendo la barriera, però c'è da dire che l'arbitro aveva dato l'ok per la battuta. Leggio si ferma, ora può andare Leggio, Raia, controlla e tira da fuori, battuta da Nicolossi. La rimessa in aria, Piazza di testa, prova a salire lo scarico, Leggio, palla un po' corta, intervento durissimo questo di Testa Verde, ma dritto sulla palla, colpendo sia la palla che forse anche il capitano del Cus. Fatto sta che prima prende la palla, poi l'intervento è ruvido ma regolare a detta dell'arbitro.
E qui la partita rischia di incattivirsi. Arbitro, se non comincia a fischiare si fanno male. Resta giù Capitalleggio. Mentre arriva Fausto Marino, dirigente di Mister Castelli. Verificherò le condizioni del capitano. Si riprende Giacomo Leggio, dovrà però momentaneamente lasciare il campo. Mica di male impegno. No, quale discorso? Sono considerazioni. Fausto è pace bene, sì, fate bene pace. L'arbitro fa rientrare a Leggio, non potrebbe rientrare a regolamento perché è sul lato del pallone. Rientra ora, in effetti non può rientrare in questo momento perché dicevo che può rientrare il giocatore fuori quando la palla è sul lato opposto da cui è uscito il giocatore. Fatto sta, ormai è rientrato, calcio d'angolo per il Cus. Un po' di confusione in questi primi 23 minuti di gara. 1-0 ancora per il Cus Palermo, decide fin qui Arico. Buonasera. Arico pronto ad andare in mezzo col destro. Arico sul secondo, l'arbitro ferma il gioco. Ferma il gioco l'arbitro. Per? Che succede? Per dare un calcio di rigore. C'è stato un fallo dentro l'area. Calcio di rigore per il Cus. La palla c'era tra le mani Arini. Calcio di rigore Cus Palermo. Ora sentirete accendersi qualcosa dagli spalti. Ecco qui. Confusione più totale in questi primi 24. L'arbitro ha segnato un calcio di rigore e così arriva la conferma, indica il dischetto di rigore. Sarà Arico a battere per cercare di raddoppiare, mentre la Palermus è tutta attorno a seguire l'arbitro. Calcio di rigore Cus. Situazione identica a quella di lunedì nell'altro gruppo. Under 15. Tanto vai in avanti Arico col destro, cerca di piazzarla, la mette bene a destra, indovina il lato biondo, arriva il gol del 2-0. Cus Palermo segna. Era doppia, chiaramente nel dubbio Arico si va a trovare lì e realizza dal dischetto. Ne approfitta così il Cus per fare il 2-0 quando mancano 10 minuti alla fine del primo tempo di gioco. Cus Palermo 2, Palermus 0. ...2-0 Cus. Arico non può chiaramente fare altro che poter segnare. Era doppia, segna la doppietta personale. 2-0. Situazione identica a quella di lunedì pomeriggio nella Vis Palermo, in giovanissimi provinciali under 15 della Vis Palermo. Stessa situazione, calcio d'angolo, l'arbitro fischia poco dopo aver fatto battere il calcio d'angolo, assegnando un calcio di rigore. È il secondo che vedo in questa settimana. Tu stai che c'è tanta confusione nella classe arbitrale. Almeno più giovani. C'è cambio. Dentro, in maglia numero 14, Mirasola. Al posto di Kisci. Fuori Kisci, dentro Mirasola nella Palermus. Oh, prendi a spiegare il suo gioco di caccerai. Si riprende 2-0 Cus sulla doppietta di Arico. 2-0 Cus Palermo dopo la doppietta di Arico che era già andato vicino a fare il secondo colpendo la traversa dopo un'altra ribattuta.
e quindi da ribattuta di testa e dal dischietto di 11 metri Arico ne fa 2 in questi 27 di gara. Cerca di tenerla il Cus, l'ultimo cassetto giallo, rimessa con le mani Syracuse Palermo. Alla messa in avanti Raia, Gianfortono vuole difenderla, Gianfortono contro Isgro, raddoppiato alla meglio, però il capitano della Panormus si resta ancora lì, la catena Panormus si porta in avanti cercando il dribbling che non riesce. Bene qui la chiusura precisa di Di Marco servendo Badalucco sulla sinistra. Gianfortono prova ad andare ancora Gianfortono, la palla è sua, cerca di desseggiarsi in mezzo al campo. Raia, anzi per Arini lascia scorrere, accompagna Marino sul lato invitato alla corsa. Marino contro Aiello, dura Aiello al suo solito in maniera ancora del tutto corretta sul pallone. Leggio, Castelleste vorrebbe aprire a Di Marco, svanisce la soluzione sul lato di sinistra, deve tornare lì sempre sul lato di traffico. La palla funziona bene qui, la pressione in maglia gialla, Arini a togliere dal traffico, torna dietro da Castelleste, c'è disponibile a Dragna, anche Di Marco che si abbassa per ricevere, prima si fa però da Nicola Dragna. Di Marco si lancia sul lato Badalucco, viene servito ora, chiude il triangolo, bene Badalucco, ottimo il controllo elegante con l'esterna, palla però resta dietro, ritornando dalla Panormus e viene messo giù, poi con intervento Losicco viene messo in maniera, viene fermato a regolare per l'arbitro. Non è fallo su Losicco, dice l'arbitro. Mirasola carica dietro, cerca di tenerla così Bonfiglio, di testa Di Marco, Arini bene all'indietro, riesce a spizzarla per l'arrivo di Gianfortuna che poi torna da Piazza, mentre Marino continua ad accompagnare i sogni salita su quel lato. Marino, Piazza non riesce a prenderla. Leggio, eccolo qui Giacomo Leggio, vorrebbe tornare Leggio, un po' di confusione, soffre la pressione avversaria. Leggio deve difendere l'ultimo calciato giallo, riesce a portarla fuori, sembra essere rinvio dal fondo. Ah no, è calcio d'angolo. No, rinvio dal fondo. Diciamo che è un po' pure fermo nella mimica ed interpretare. Quando siamo a 6 dalla fine del primo tempo regolamentare più eventuale recupero. Resta con le mani per il Cus, sarà Di Marco a velocizzare per i ragazzi di Mister Castelli. Passa più lontano che può testa verde. Giacomo Leggio, Marino, lungolinea si propone Arini, c'è disponibile Rai e mezzo, vorrebbe fare corri attaccanti. Piazza, potrebbe arrivare Piazza ancora col destro un po' impreciso qui sul portiere. Biondo allontana in calcio d'angolo a 5 dalla fine, siamo alla mezz'ora, la prima mezz'ora di gioco. 2-0 per il Cus sulla doppietta di Arico, che sta preso a battere anche questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo Cus, Arico dentro, cerca di andare sul secondo. Di Marco colpisce, la centrista verso la porta, la carezza via, poi sua ribattuta, traversa il rete, un gran gol di Pino Raia, da dentro l'area di rigore, impatta al volo, non ha lasciato scampo a Biondo e ne fa 3 il Cus nel primo tempo, nella prima mezz'ora. Super gol di Pino Raia, impatta al volo col destro, forte sulla traversa e poi alle spalle del portiere, oltre la linea di porta. Gran gol di Raia, 3-0 Cus, doppietta di Enrico e gol di Pino Raia. E già comincia a consolidare il vantaggio sempre di più. Il Cus lo fa con Raia dopo i 2 gol di Enrico. Grandissima rete di Pino Raia. 3-0. La Panormus sotto di 3, sotto pesante per i giocatori in maglia gialla. Dopo la prima mezz'ora. Prima è stata la Panormus. Sta da rettificare la posizione di battuta. Gioca per avanti Enrico. Badalucco.
cerca di girarsi a fare correre Arini, chiuso, schermato, anticipato, palla che arriva a piazza, ancora Marino, continua a giocare come vuole mister Castelli, sul lato Marino, intervento scivolata, bene, perfetto fin qui, Aiello per il mio 3 migliori in campo di questo primo tempo dell'Accademia Panormus. Sembra che termina fuori, resta che sarà per la formazione in trasferta. Aiello giocherà lui con le mani. Aiello, scambio corto lì dal suo gioco del numero 11, Palazzolo, protagonista fin qui dell'unica occasione da gol dell'Accademia Panormus di questo primo tempo. La conclusione forte, neutralizzata bene da Dragna, che sta ancora sul 3-0 con il Cus che sta gestendo questi 3 gol di vantaggio sulla doppietta di Arico e il gol di Pino Raia. Rimessa laterale Panormus ancora, mentre è rossa, dice l'arbitro. L'arbitro assegna, resta per il Cus Palermo. Marino, Mirasole e poi Arini, cerca di far correre Gianfortone, favorito qui sull'arrivo Capitani Sgro. La difesa torna dal portiere, si ricomincia dalle parti di Biondo quando mancano 2 minuti al 35esimo. Isgro, c'è Lungolina Aiello, prima si va dal 3, eccolo qui, servito ora di prima, esce bene così da Nicolosi, cerca di andare in avanti, appoggio verso l'attaccante numero 9 Losicco, che manca il controllo, la palla torna nuovamente per il Cus Palermo. A 2 minuti alla fine del primo tempo regolamentare, come dicevo, più eventuale recupero che l'arbitro assegnerà quando dovesse ritenere opportuno assegnare minuti extra. Raia si aiuta con l'arbitro per metterla giù. Arini, Marino, tocca a Nicolosi. Badalucco contro Bonfiglio, tocca per l'ultimo Bonfiglio, prolunga ancora in avanti cercando di fare correre Ilardi vorrebbe andare, c'è Castrese che insegue, si lancia per Ilardi, più veloce, Ilardi in area di rigore, vorrebbe andare in porta, palla che scappa la Dragna, riesce a fare la sua in 2 tempi, riesce a neutralizzare a Dragna su questo scatto sul lato da parte di Ilardi. Marino cerca Arini, tenuto da Mirasola, Losicco, Castellese, Mattiarini non arriva, si ritorna dietro, palla che viene ribattuta nuovamente in avanti da Pino Raia che deve gestire, mette giù e torna nuovamente da Arico. Arico sulla corsa, ancora è velocissimo, continua a correre Arico, non trovando però nessuno dei suoi in mezzo. Quando scatta a ricorrere è sempre un problema per la difesa avversaria. Questa con la mano che sarà per il Cus. Difende Piazza, serve lo scarico dietro, Arico riesce ad andare in avanti, siamo a 10 secondi del 35esimo, ancora non abbiamo comunicazioni sull'eventuale recupero di questo primo tempo. Palla che arriva ora da Marino, lascia scorrere, vorrebbe aprire ancora, Marino torna dietro, giro palla con calma del Cus con Castellese, palla fuori misura, buona solo per Mirasola, ripartenza, va in avanti Losicco che sbaglia per la misura del passaggio, errore di Losicco, non trova né Palazzolo né Mirasola e sarà rimessa con le mani per il Cus in attesa del recupero. 1 di recupero segna l'arbitro, si giocherà quindi fino al 36esimo, 1 minuto di recupero, si giocherà per altri 30 secondi almeno fino al 36esimo. Adragna rischia un po' contro Losicco, riesce a mandarla via ed evitare il rischio, consegnando la rimessa laterale all'Accademia Panormus. Si oppone Sgro, la vorrebbe andare dentro nel mucchio dentro l'area di rigore, toglie Badalucco, Arico supera il primo, vorrebbe saltare pure il secondo, non riesce qui a superarla ancora, siamo al 36esimo, da quanto si giocherà ancora. Badalucco chiuso, ultimo tocco è giallo, rimessa laterale Cus. Leggio che comincia al portiere, siamo oltre
L'unico minuto di recupero segnato dall'arbitro. Marino vorrebbe correre, può andare sul lato, la chiama Piazza, viene accontentato per la sua corsa, potrebbe arrivare Piazza contro Testaverde. Piazza, Testaverde l'aspetta, Piazza accompagnato pure da Marino, può servire lo scarico dietro, la tiene ancora Piazza, svanisce un po' l'inerzia per la giocata, cerca un cross che non arriva a destinazione e potrebbe bastare anche così per questo primo tempo. Adoro 2 dice. Quindi al 37esimo. Ma fino a qualche secondo fa era 1. In avanti a tenere buona così Palazzolo. Cerca di fare correre il 9 Losicco. La palla termina oltre dalla metà campo dopo averla spazzata Dragna. Da Dragna a Biondo, un portiere all'altro, oltre il 37esimo. Badalucco, Arini, Mattia Arini ancora. Cerca di tenere, Rico continua a insistere come un treno, corre su quel lato. Isgro tocca per ultimo, può bastare così per questo primo tempo di gara. Cus Palermo 3, Palermus 0 nei primi 35. Doppietta di Enrico e gol di Pino Raia. Risultato con vantaggio abbondante per la squadra di Mister Castelli. Vediamo come si evolverà la situazione nel secondo tempo di questa partita. Mi silenzio qualche minuto, ci sentiamo appena inizierà il secondo tempo di gara tra Cus Palermo e Accademia Panormus.
Il gioco è pronto per riprendere. Riprendiamo dal 3-0 del primo tempo in favore del Cus Palermo. Cus Palermo 3, Accadia Palermus 0. Sarà Gianfortuna a mettere in gioco per la prima volta in questa seconda versione di gara. Non ci sono stati cambi nel Cus, soltanto uno all'intervallo per l'Accadia Palermus. È uscito in maglia numero 7 Bonfiglio per lasciare spazi in campo. A Fiume in maglia numero 15, quindi sale a quota 2 il numero di cambi dell'Accadia Palermus. E giro palla ancora per i ragazzi in maglia rossa, i ragazzi del Cus. Castellese va dietro, trova bene lo scambio dal suo portiere e poi Giacomo Leggi, capitano. Leggi Raia, autore del gol che vale il terzo, finché vale il 3-0 momentaneo. Lotta con Mirasola, l'ultimo tocco è stato proprio del numero 14 della Palermus. Mirasola sarà rimessa con le mani in favore del Cus Palermo. Qui si batterà Leggio Di Marco, sembra essere favorito a battere Nicolas Di Marco. Entra l'ultimo tocco è stato del Cus. L'ultimo tocco è stato del Cus Palermo, segna quando ha rimessa la trova della Palermus. Incredibile. Faraci gioca a lungo, ne vorrebbe andare a Rico di testa, protagonista assoluto del primo tempo, cerca di gestire ad andare. Mirasola viene fermato al momento della giocata, Rico vuole passare, viene fermato però ancora da Faraci, che ora insiste. Faraci in avanti, ribatte, manda via Castellese, di testa lontana Di Marco, un po' nella confusione il Cus deve uscirla, la perde, la ritrova Mirasola, bene, servendo qui Palazzolo contro Marino, continua a lottare, arriva pure Mattiarini. E si ricomincia con il possesso che resta ancora contesto nel traffico di maglie gialle e rosse. Il lungo e lancio, allontana via. Rimessa laterale per la Palermus. E gioca a lungolina, lungo il lato opposto ai nostri schermi. La palla termina fuori, l'ultimo tocco è stato del Cus. Può battere l'Accadia Palermus. Marino cerca di allontanare la palla che resta ancora lì. Arini piazza, un po' di confusione ancora, palla che resta vagante su quella zona di campo, termina nuovamente fuori, in realtà rimessa con le mani per la Palermus. Badalucco si gira, prolunga in avanti per Gianfortone ancora, prova ad andare sulla salita di Mattiarini che poi fa sportrate per riprenderla, va giù il capitano Isgro, non c'è niente per l'arbitro, resiste. Ma Palermus con la palla a tre piedi, Mirasola vuole fare correre, il suo numero non vuole fare correre Lo Sicco, esce a Dragna, arriva prima di Lo Sicco, blocca, trattiene con le mani, la palla è sua. Lungo il lancio, oltre la metà campo, Gianfortone abbracciato alle spalle, Arico scavalcato insieme al suo marcatore dal pallone, resta ancora lì dove la mette benissimo giù qui Fiume. Prima palla toccata al numero 15 della Palermus, Fiume lancia benissimo Nicolosi, vorrebbe fare correre, sembra essere troppo lungo, l'idea era buona, non riesce a realizzare su questo lancio lungo il lato di sinistra, alla ricerca di Palazzolo, termina semplicemente rinvio al fondo, rinvio al portiere per il Cus Palermo. Nicola Dragna, Giacomo Leggio e Pino Raia. Raia riflette su chi servire, cerca il lancio verticale lì dove c'è Arrico che lascia scorrere per l'arrivo di Gianfortone, deciso qui sgroma, la palla è buona ancora per Gianfortone, voleva uscire palpito, non è riuscito. Arini cerca di andare, Arini chiuso, rimedia proprio Sgrocoli che l'aveva persa su questa ripartenza del Cus, riesce a rimetterci una pezza dopo aver perso la palla contro Gianfortone e concede una rimessa con le mani per il Cus Palermo. Poggio corto, palla verso Marino, a lottare contro Nicolosi, palla che resta ancora contesa, lascia scorrere Isgro, vorrebbe tenerla in campo piazza, non riesce, sarà semplice rinvio al fondo per l'Academy Palermus. Badalucca Rico, Anduri sopra, a Rico ancora. Può ottenerla, servire l'appoggio dietro e Rai apre da Badalucco che ha difficoltà per ottenerla, non era ancora aperto per la ricezione di questo passaggio. C'è gioco fermo, cambio, questa volta nel Cus, cambio in porta. Fuori a Dragna, dentro il maglia numero 12 Luca Salamone, quindi cambio in porta del Cus Palermo, fa cambiare il portiere Mister Castelli.
dentro Salamone al posto di Adragna. Salamone ha un compito importante, quello iniziato da Adragna, di mantenere la porta inviolata della sua squadra. C'è un doppio cambio però, sembra essere pronto a uscire pure Piazza, e così fuori Edoardo Piazza. Vi comunicherò l'altro cambio, oltre riconosciuto il numero. Tanto fuori Piazza mio numero 7, fuori Nicolò Adragna e maglia numero 1, al loro posto dentro Salamone. Successivamente ve lo comunicherò durante la partita. E Cusimano. E Cristian Cusimano. Cristian Cusimano e Salamone per il Cus. Arini vuole Gianfortone. Cerca di correre ancora Gianfortone a lottare contro Isgro. L'ultima direzione è stata del 2 gialla, rimessa con le mani castrate per il Cus. Finestra laterale Cus Palermo. Leggio, disturbato dallo Sicco, torna dietro Leggio, non ha fretta, ricomincia al portiere, prima palla toccata da Salamone, 2 tocchi e torna al suo capitano, indirizza e aiuta comunicando da dietro Castellese. Arini trattenuto un po', ancora Arini contro Mirasola, deve lottare, Arini riesce ad andare in avanti, benissimo, verticale servita verso l'inserimento dei compagni, cerca di andare Cusimano, però la toccata, Cusimano a un passo dal trasformare in gol la prima palla toccata. Ci ha provato Cristian Cusimano a incrociare sul secondo, c'era il compagno che accompagnava sul lato per appoggiare dritta in porta, non riesce, voleva segnare Cusimano la prima palla toccata, va largo di poco, occasione per il 17 appena entrato del Cus Palermo. Mentre c'è ancora un altro doppio cambio alla Panormus. Tanto fuori lo Sicco. Fuori lo Sicco e dentro Ebola. Vediamo chi uscirà. Fuori invece pure Faraci per lasciare spazi in campo. Vediamo a chi non abbiamo visto. Quello qui inquadrato, ve lo comunicherò tra poco, non ho identificato il numero. Quindi fuori lo Sicco e Faraci, dentro Porcelli ed Evola nell'Accademia Panormus. Quando siamo al 7° della ripresa, a 28 alla fine. Prova ad andare ancora, riesce a portarsi in avanti il Cus. Lì dove c'è Pino Raia ancora, vorrebbe andare in avanti, Gianfortone, tocca per indirizzare verso Arico, non riesce a impattare in porta, viene deviata la sua conclusione, poi Raia e poi palla dal 3, Di Marco, sopraffatto da Evola, palla sulla corsa, c'è comodo qui Palma che può tornare dietro, Castellese, perdonatemi, non Palma. Raia, rischia, supera Mirasola, vorrebbe andare pure su Fiume, la palla torna da Badalucca, bracciato messo giù, si gioca in maniera dura, si continua a giocare bene in avanti, qui lancio verso Gianfortone, era buona l'idea di Marco, non riesce a trovare il suo attaccante maglia numero 9. Testa verde, Isgro, Porcelli, cerca di andare in avanti, Pino Raia tocca, la palla è buona per Fiume che vuole fare correre sul lato opposto lo Sicco, anzi Palazzolo, perdonatemi. Palazzolo porta da fuori, col tacco cerca di diventare Cusimano, non riesce questa volta a saltare l'uomo. In avanti Testa verde. Leggio alla meglio ancora, palla da Arini, deve toglierla dal traffico e mettere calmo in mezzo al campo nonostante la pressione alta del Cus che si sgancia della Panormus che si sgancia sul portatore. Salamone. Leggio. Lungo Leggio. Alla ricerca di Gianfortone, non trovato, occhio scappa dietro. Rischia a Castellese, riesce a rimediare tornando dal portiere dopo un rimbalzo incerto verso Castellese, riesce a ritornare al portiere ma la palla torna nuovamente alla Panormus che ha rischiato qui di fare un gran gol con Fiume col destro al volo alla ricerca della porta, non trova la porta di Salamone, soltanto un invito al fondo per estremo di Onsolo H di Panormus. Pure perché che fuori dettorio, non mangiare più.
Salamone. Nuovamente Giacomo Leggio. Deve spazzare via Castellese, lo fa bene. Giocando in avanti al suo numero 5, Aiello. Prolungando via in avanti più lontano che può. Leggio torna dentro, palla un po' rischiosa. Raia difficile da controllare, vorrebbe mandare ancora al volo Fiume. Non riesce a centrare la porta. Fiume ci sta provando in più volte da fuori, mentre Leggio chiama il cambio. Ha chiamato il cambio Giacomo Leggio, sembra essere. Fuori Leggio. Ha chiamato il cambio a mister Castelli. 10 della ripresa. Dovrà ancora proseguire forse per un'altra azione. Dovrà forse ancora proseguire. Ancora non viene chiamato il cambio. Vediamo, c'è un po' di incertezza tra la panchina del CUS e il primo difensore. Ecco che viene chiamato ora il cambio. Fuori Giacomo Leggio, dopo aver chiamato il cambio. Cambia Arini pure. Sia Leggio che Arini fuori nel CUS. Vediamo chi lascia entrare mister Castelli con l'ausilio del dirigente Fausto Marino. Fuori Leggio e Arini al loro posto. Vi comunicherò chi entrare. Ma il numero 14 intanto entra in campo Raffaele Palma. Successivamente sembra essere Pecora, è così. Palma e Pecora entrano in campo al posto di Leggio e Mattiarini. Quindi fuori Arini, maglia numero 8, fuori Leggio, maglia numero 6, dentro Pecora, maglia numero 13 e Palma, maglia numero 14. Queste sono state le altre due sostituzioni di mister Castelli. E lungo il lancio, manda via Marino. Gianfortone in testa prolunga, vorrebbe arrivare a Rico, quest'volta non riesce. Badalucco mette ancora giù. Badalucco cerca di accendersi. Badalucco mette a sinistra, sale Di Marco e lui che viene cercato non la tiene in campo. Sul primo controllo sì, sul secondo scappa via oltre la linea laterale. Sarà rimessa con le mani che sarà battuta da Porcelli per l'Accademia Panormus. Porcelli. A voto Raia è diventato nuovo capitano dopo l'uscita dal campo di Leggio. Ancora palleggiano in testa i giocatori del Tacus e Panormus. Tocca a Raio, non basta per mandare in avanti. La palla resta buona per il 10 che poi se la porta fuori. Sbaglia qui la giocata Elardi, non riesce a realizzare. Sarà rimessa con le mani per il CUS Palermo. Di Marco, c'era lui. Dietro la chiama Marino, vorrebbe andare però ancora sempre in avanti. Di Marco a Rico. Porcelli prova a contenerlo. Porcelli contro Rico ancora bene. Della confusione, Rico alla meglio, ne salta due, salta pure il terzo. Rico ancora, si defila, devono attaccare a Rico i ragazzi del CUS. Cercata la palla dentro, Gianfortone tocca, diventa quasi una sponda verso l'attaccante, poi la allontana via Isgroin, rimessa con le mani per il CUS. Si resta per il CUS, resta laterale. Resta per il CUS Palermo. Senza fretta il CUS. L'ha messa dentro, allontanata ancora. E sarà calcio d'angolo. Vediamo se cosa comunica l'arbitro. Arrivi dal fondo, comunica l'arbitro. Una volta riesce da segnare qua. Il rinvio dal fondo dopo l'ultimo tocco in maglia rossa senza proteste. Rinvio dal portiere per Biondo. Gioca in mezzo al play, dove c'è libero Mirasola di gestire la salita della Panormus. Prova ad andare ancora, recupera in qualche modo Cusimano, ha cercato la palla forte, lungolina, buona idea, apprezza l'allenatore della Panormus, non riesce però a trovare nessuno dei suoi compagni, non trova in questa occasione Palazzolo, costretto quindi a concedersi con le mani agli avversari. Sbaglia qui Marino, deve rimediare il CUS, lo fa alla grande trovandosi un'altra rimessa laterale, uscendo da una situazione un po' complicata su questa caduta di Marino. Poi c'è l'arbitro a salire, resta la Panormus. Incredibile, è stata l'Accademia Panormus. Mirasola contro Raia,
Palla allontanata, vuole mandare fuori Nicolosi, spazza, poi diventa quasi un tiro che si batto a volo di prima intenzione dalla parte del giocatore della Panormus, che non trova lo specchio della porta, va a largo della porteria da Salamone, larghissimo, senza fretta velocizza Salamone, anzi si avvicina addirittura a Evola a riconsegnare la palla al Cus e rinvia al fondo per il Cus Palermo. Quando siamo? A 20 minuti dalla fine. 20 minuti alla fine, 50esimo, primo quarto d'ora della ripresa. 50esimo minuto di gioco, persiste ancora il risultato del primo tempo del 3-0 dopo la doppietta di Arico e di Pino Raia. Una botta forte sulla traversa e poi in rete. Porcelli lotta contro Arico, ancora Porcelli. Palla che torna alle 19, Evola, viene portato fuori, l'arbitro vede non c'è fallo. Lancia in avanti, vorrebbe tenere Gianfortone, sembra essere troppo lunga per l'arrivo dell'attaccante maggiore numero di Castelli. La palla termina fuori, rimessa laterale per l'Accademia di Panormus. Altro cambio Cus. Dentro Claudio Dragna al posto di Gianfortone, fuori il 9, dentro il 18, fuori un attaccante per un altro attaccante, non cambia niente con questo cambio dal punto di vista tattico. 19 minuti 26 per Claudio Dragna, fuori il 9, dentro il 18, quindi nel Cus. Torniamo in linea. Sarà rimessa laterale, infatti, resta per la Panormus. Porcelli spazza via, deve toglierla Marino di testa. Si gioca dalle 3, vuole fare correre il compagno Lungolina. Di Marco cerca Ricotto, va sotto Porcelli, ha rimessa con la mano, sarà per il Cus. Resta laterale Cus Palermo. Di Marco. Arricon non arriva a prendere la acquisizione, si ricomincia con la solita palla al piede di Fiume che vuole correre pure i compagni, ha toccato Palma, resta lì, recupera bene Pecora con l'aiuto di Palma, è quello che esce Salamone, la chiama e la fa sua, blocca tranquillamente Salamone, c'ha tra le mani lui. Va in avanti, va a vuoto qui Raia, c'è lo spazio per andare uno tra Di Marco ed Evola, se lo porta fuori Evola, l'arbitro ferma il gioco, c'è fallo commesso da Evola, calcio di punizione per il Cus Palermo. Ha cercato di approfittarne qui Evola di un arbitro un po' in confusione, un po' in panne su questi contatti, non è riuscito, sarà calcio di punizione, no, ha segnato rimessa laterale, sembra essere. Avremo la conferma dopo il cambio. Alla prossima. Sarà rimessa laterale, quindi? La rimessa laterale, non fallo. Rimessa laterale. Quindi non è fallo l'intervento di Evola. Porcelli cerca di spuntare lui in mezzo alla confusione. Palla da Palazzo, ancora vorrebbe imbucare verso Evola, resta lì ancora Evola. Continua a disturbare bene Palazzolo in mezzo al traffico di maglie rosse. Viene messo giù Palazzolo, l'arbitro ha indicato il lato della Panormus, concedendo per un calcio di munizione proprio alla Panormus. Calcio di munizione Accademia di Panormus. E ora il cambio della squadra ospite. Fuori Palazzolo per lasciare spazio in campo, vediamo a chi. Maglia numero 13, quindi fuori Palazzolo, dentro Pinto nella Panormus. Sono 6 i cambi all'Accademia di Panormus, rimangono 2 a disposizione, Domè e Lanzetta.
Questa è la calciazione per la Panormus, altro cambio, ancora nel CUS. Ancora gioco fermo. Entrerà Pizzo. Dentro Salvatore Pizzo, uno dei più fidati di Perse Castelli. Dentro Pizzo, fuori Pino Raia. Vedremo chi diventerà il nuovo capitano. Qui in campo. Il maglia numero 15 entra Salvatore Pizzo. La calciazione per la Panormus. A un quarto d'ora dalla fine. Vuole battere Aiello, mentre persiste ancora la distanza che ha preso prima del cambio. In questo mentre hanno rubato almeno un paio di metri, ragazzi, del CUS. Vediamo se la chiamerà ora sotto consiglio di Testa Verde. Confusione totale oggi. Sta combinando? Sistema il pallone. Conta i passi l'arbitro in maniera molto, molto ristretta, molto corta. Tre in barriera che sia Salamone. Calcio di punizione per la Panormus. Andrà Aiello col mancino verso la porta, si sgancia bene qui. Il gioco si sgancia benissimo. Claudio Dragna prende una botta ma la palla resta lì. Aiello di testa. Insiste la Panormus in avanti. Bene Pecora che riesce a dibattere e mandare a lunga. Cussimano poi se la porta fuori. Il primo tocco è stato il 17 rosso. Sarà rimessa laterale per la Panormus. Altro cambio nella Panormus, ancora il settimo di questa partita. Vediamo chi uscirà, sembra essere pronto a uscire Testa Verde, maglia numero 3. Sì, non si è giocato praticamente niente durante questo secondo tempo, pieno di cambi e di perdere tempo. Fuori Testa Verde, dentro Lanzetta. Resta a disposizione soltanto Domè, in maglia numero 16 della Panormus. Interrompi. In avanti la Panormus. A cercare l'area di rigore. Di testa allontana via Pizzo. Un'altra rimessa laterale sempre per la formazione ospite. Ancora la ricerca del gol che sbloccherebbe questa partita al loro verso. Di testa lontana, palla caressa buona, Badalucco cerca di partire, viene fermato sulla ripartita, Porcelli ce l'ha, là il 18, Porcelli potrebbe allargare a destra, cercato e trovato Evola, mentre si sgancia Marino, Evola va giù, contrasto di Marino e sarà calcio di rigore. Con qualche attimo di riflessione arriva la chiamata dell'arbitro che segna calcio di rigore, c'è tutto. Chiaramente scelta corretta da parte dell'arbitro, commette fallo, non temporeggia Marino dentro l'area di rigore e sarà calcio di rigore in favore dell'Accademia Panormus su un fallo commesso da Marino ai danni di Evola. Marino stasera non si mangia. Calcio di rigore Panormus. Prova a spiazzare il portiere, lo fa bene, arriva il gol del 3-1, ha segnato Ilardi da calcio di rigore, spiazza bene Salamone, mette la palla dal lato opposto rispetto al tuffo del portiere del CUS Palermo. CUS Palermo 3, Panormus 1, è arrivato il gol di Ilardi da calcio di rigore, ottima esecuzione dal dischetto. Veloce, arbitro! 11 alla fine, CUS Palermo 3, Panormus 1. Ricomincia con la Panormus che l'ha sbloccata dalla loro parte su questo calcio di rigore netto per un fallo commesso da Marino ai danni di Evola. Invio dal fondo
per l'Academy Panormus. Occhio le braccia lunghe sul corpo dell'avversario del giocatore del Cus. Non si continua a giocare, che la tiene ancora 16 mani scalco, sembra essere. Di Marco senza fretta, può tornare dietro, palla verso Salamone. Siamo al 60esimo, siamo entrati negli ultimi 10 più recupero di gara. 3-1 per il Cus fin qui. Adesso in avanti lungolinea, ha cercato di portare in avanti Cusimano, viene fermato. L'ultimo tocco è stato rosso e quindi rimessa laterale per l'Academy Panormus. Se così no, l'ultimo tocco è stato giallo, errore mio. Rimessa laterale per il Cus con Battitore incaricato di lanciare lungolinea. Palla in avanti, bene sulla corsa di Badalucca, va a mandare forte in porta. Badalucca riesce a battere bene, trovando però le mani sicure e pronte da parte di Biondo. Isgro la perde, brutto errore, palla regalata al 18 che vorrebbe ancora insistere. Dragna è da rigore, occhio sgambettato Dragna, era contatto veramente dubbio lì, se non fosse andato giù sarebbe stato un rigore, ma poi c'è la trattenuta di Cusimano, danni delle portatori della palla, sarà fallo in attacco e calcio di punizione. Calcio di punizione per la Panormus, a rettificare la posizione di battuta. E noi calcio di punizione per il Cus invece. Calcio di punizione per il Cus Palermo dal limite dell'area di rigore. Calcio di punizione Cus Palermo. Nonostante già avessero battuto ragazzi della Panormus, l'arbitro rettifica assegnando un calcio di punizione in favore del Cus. Incredibile oggi. Calcio di punizione per il Cus. Giocata corta al limite, cerca la botta da fuori Pizzo e conosciamo bene su tutti i ballisticali alla distanza. Pizzo poi scarica dietro Di Marco insieme a Marina, sono gli ultimi momenti di questo Cus, tornano dietro da Salamone mentre va a pressare soltanto Ilardi. Di Marco all'uomo alle spalle, Evola. Occhio, palla persa Di Marco, palla regalata ad Ilardi. Salamone riesce a bloccare tranquillamente, blocca l'estremo difensore Salamone. Palla tra le mani Salamone. Mancano 7, più recupero. Sul 3-1 per il Cus Palermo. Marico ancora continua a insistere contro Porcelli. Si aiuta con Isgros, la lancia in avanti. L'ultimo tocco è stato del capitano della Panormus. Sarà rimessa laterale per la Panormus. L'arbitro assegna rimessa laterale per la Panormus. Rimessa laterale per l'Academy Panormus. Badalucco anda fuori tempo all'avversario. Bene Badalucco, trova lo scarico dietro la Pecora. Pecora sull'avversario. Mirasola cerca di far correre Ilardi. Marina ancora attento, è lui nuovo capitano dopo l'uscita al campo di Leggio e di Pino Raia. Marino sul lato, rimessa laterale Panormus. Tranquilla Tommy, tranquilla. Ci sta, gioca. Era lei. 6 alla fine più recupero. 2 gol in avanti il Cus Palermo. Prova ad andare qui sulla corsa di Dragna, poi la sua Dragna in mezzo a due maglie gialle, la difende bene Claudio Dragna, ancora deve lottare contro Porcelli. Tra il duello numero 18, ha avuto la meglio Porcelli che continua a insistere con più grinta sul pallone. Porcelli sbilanciato, cerca l'imboccata, ribatte e manda via Di Marco, palla allontanata, diventa buona per Claudio Dragna, inseguito da Isgro, si allarga bene Isgro, protegge il pallone, poi rischia qui sulla caduta, palla caressa buona per Dragna. Dragna contro Biondo, Dragna salta il portiere, va giù, l'arbitro assegna semplicemente un rinvio dal fondo e così rinvio al portiere.
Più dal fondo ha rischiato tanto qui Biondo. Su Dragna. Anche questo intervento molto rivedibile. 5 alla fine, 65esimo. Palla che va dal 15 Pizzo, lotta lui in mezzo al campo, si ricomincia dietro, occhio, palla un po' rischiosa, Cevola, poi Marino mette il corpo, occhio che era ultimo uomo, occhio che l'arbitro esce il cartellino, è giallo per Marino, ottenuto un colore differente, giallo per Marino e calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per la Panormus. Ma è calcio di rigore! Calcio di rigore! L'arbitro assegna calcio di rigore nonostante fosse fuori dall'area di rigore. Destro parte Ilarda sulla traversa. Ilardi sulla traversa non riesce a trasformare questa occasione dal dischetto. E si resta ancora sul 3-1, occasione per Ilardi che poteva veramente riaccendere questo finale, questi ultimi 4 minuti di recupero. 66esimo, fallisce la chance per il 3-2, veramente incredibile. Questo fa tanto riflettere su questi ragazzi lanciati in campo così allo sbaraglio, a rischio anche di complicare partite che... Tanto torna in campo, Arico ha fatto un gol incredibile qua Arico, cost to cost, direttamente alla metà campo, qui segna e fa il 4-1, tripletta personale, gol di Arico, segna e fa la tripletta, si porta il pallone a casa Arico, super gol, li salta tutti, durante una riflessione. Mi sono dovuto interrompere per commentare questo gran gol di Arico che oggi ha fatto una partita totale, Cus Palermo 4, Panormus 1, a 3 minuti dalla fine. 4-1, 3 volte Rico, Pino Raia e Ilardi. 4 di recupero quando siamo al 67esimo. Quattro di recupero quando mancano 3 minuti alla fine del tempo regolamentare. Vediamo quanto si giocherà ancora. Palla verso Arico, cerca di imbucare, palla buona verso la corsa di Dragna, cerca di metterla in mezzo, resta lì, si allunga, la palla resta poi in campo, occhio, ci prova Dragna nella combustione più totale all'entrata di rigore. Ha cercato un'uscita, Di Marco, non la tiene ancora, Pizzo. Ancora buona per Dragna, fa una sportata per prendere, resta buona per Badalucco, cambia tutto, vorrebbe andare sul secondo palo, sull'inserimento di Cusimano, su Biondo, frana benissimo qui sul pallone per salvare, un altro gol quasi certo, mentre sono a terra in due, Cusimano e Biondo, si riprende Cusimano, Biondo pure. Per loro, rigore per loro. Ma c'è? Fallo fuori. 4. Un attimo torniamo. Anche il secondo. Batteria scarica, non vorrei giocarmi la diretta negli ultimi minuti. Datemi qualche secondo. E ci siamo, torniamo in linea. Quando allora, l'arbitro ha assegnato i 4 di recupero al 67esimo. Quindi per record di logica si dovrebbe giocare fino al 71. Cus Palermo 4, Panormus 1. La palla in avanti verso Dragna. Vorrebbe la porta Dragna, non trova la porta ma la ribattuta avversaria. Gioca ancora. Cerca di andare in avanti verso Badalucco, tocca, prova ad agganciarla, resta buono per la ripartenza della Panormus. Porcelli vuole andare, Porcelli ancora, rincorso da Arico recupera ancora, oggi veramente partita masterclass, qui da Arico viene portato a terra, non c'è fallo, occhio, non deve incattivirsi quella situazione, vedete come si scalcia in mezzo al campo, scivola, Arico va sulla palla, in avanti, l'arbitro ferma il gioco, forse segna la rimessa con le mani per la Panormus. Là in Arico si continua a giocare, mentre l'arbitro ha fermato il gioco per assegnare una rimessa con le mani. Rimessa con le mani, deve fischiare l'arbitro per fermare il gioco.
Bravo, bello. Fallo sul catelo fuori! Ma un tutto non c'è visto hai! Fa scannare il Giottia! Un figlio! C'ha accompagnato! 70ª ora. Vediamo quanto si giocare ancora. Porcelli. Palla al 18, Porcelli ancora. Perché ancora vuole la rovesciata, là fuori Ilardi si coordina per l'impatto al volo. Occhio alle braccia, al gomito sulla testa di Dragna. Palla ancora contesa. Si rincorre lì, Aiello la tiene lui, strattonato un po', Aiello vuole fare correre Ilardi, la tiene in campo, l'ultimo tocco è stato del giocatore del Cuspa, la carezza ancora buona, in doppia scivolata, arriva il fallo, è indicato il lato della Panormus, ma il fallo è in favore dell'Accadia Panormus, calcio di punizione per... Secondo me c'è pure il rigore. Calcio di punizione al limite, per l'Accadia Panormus, siamo al 71. Che poi l'intervento Doppia scivolata ai danni di Lardi. E calcio di punizione per l'H di Panormus. Buonasera. Buonasera a tutti! Vi siete persi uno solo. Palla messa in mezzo alla ricerca di giocatori in area. Ci sono due giocatori della Panormus a terra. Si continua a giocare con Padalucco che la toglie alla rigore. Può passare così. Triplice fischio al direttore di gara che manda le squadre di spogliatoi. Vince il Cus Palermo e la partita. Voglio vederla così, movimentata e divertente. Cus Palermo 4, Panormus 1. Vi ringrazio, ci sentiamo domani mattina per qui da Monreale per gli appuntamenti delle 10 e delle 12 sui nostri schermi, alle ore 15 da Isola delle Femmine, sulla Voce del Campo per la gara di seconda categoria. Un saluto alla prossima Filippo Longi, un buon sabato sera e alla prossima.